compagni, io partirei da alcuni numeri, perché sempre bisogna avere di fronte la realtà che dobbiamo affrontare e cercare di modificare. Questi sono i numeri più recenti che tutti conoscete. 41,2% di disoccupazione giovanile, 12,5% la disoccupazione totale. Siamo arrivati ai massimi storici, abbiamo battuto i record con la chiusura di ottobre. 3.189.000 sono i disoccupati totali. Si calcolano in 1.901.000 gli scoraggiati, quelli che neanche cercano più lavoro. E questi sono solo gli ultimi dati della sfera che giorno dopo giorno ci raccontano del continuo impoverimento del nostro paese, del suo declino e dell'assenza della tanto annunciata impresa. Qualche anno fa in America alcuni economisti di destra elaborarono la teoria dell'austerità espansiva. Secondo questa teoria, politiche di austerità e di rigore provocano crescita economica, perché sarebbe l'alto livello di indebitamento a causare il blocco della crescita. Le teorie di questi signori sono rivelate delle patate scientifiche. I calcoli alla base della teoria di Alesina, che è il compare di Giavazzi che spesso ci ammansisce le sue ricette dal Corriere della Sera, erano totalmente sbagliati, sono stati bugiardati facilmente. Gli economisti di destra Reinhardt e Rogoff sbagliarono addirittura nel predisporre la tabella di Excel, come rivelò uno studente di economia. Quindi siamo di fronte a autentiche balle colossali. E però le loro assurde teorie sono ancora in buona parte la guida teorica delle impostazioni di politica economica dominante. E questo significa che se non hai una base scientifica ma solo delle balle, vuol dire che l'interesse che ti muove non è appunto un interesse teorico, ma sono interessi concreti, sono appunto vantaggi a favore di sappiamo chi, non sto qui a ripeterlo, che animano il persistere in una politica economica di austerità e di rigore a senso unico. L'idea che dalla crisi si esca riducendo il numero, riducendo i diritti e gli stipendi dei lavoratori e tagliando i servizi è infatti un assunto ideologico che sta provocando sofferenze sociali enormi in paesi come la Grecia e altri che fanno da cavia, senza risolvere i problemi della crisi e anzi aggravando l'ingiustizia sociale che sta alla base del momento difficilissimo che il mondo e l'Italia stanno conoscendo da anni. Ed è invece proprio l'ingiustizia sociale, l'ineguale distribuzione del reddito e della ricchezza, una delle radici della fase di crisi che ha attanagliato dal 2008 gli Stati Uniti per poi espandersi in tutto il mondo occidentale. Fuori dall'Europa invece il ciclo economico si sta riattivando positivamente grazie a massicci investimenti pubblici, pensiamo al piano verde di Obama o alla Abenomics in Giappone, e a politiche espansive messe in atto dalle autorità centrali. L'Europa a guida conservatrice continua invece a restare invischiata in una politica di austerità che potrebbe portare alla disgregazione totale della costruzione europea. Non solo e non tanto per il rischio che alle prossime elezioni il Grillo raggiunga il 51% come paventa il Presidente del Consiglio, non è solo una preoccupazione elettoralistica che deve muoverci su questo, ma perché un'Europa della finanza che non pone il problema di una unificazione dei diritti sociali al proprio interno e anzi fomenta la disuguaglianza fra i paesi più ricchi raccolti attorno alla Germania e i paesi con finanze pubbliche più complicate, diciamo così. Non è un'Europa per la quale valga la pena spendersi, non è il progetto europeo che ha visto l'Italia protagonista fin dall'inizio del lungo percorso che ha portato all'Unione Europea. E qui non può mancare ovviamente da parte nostra un pensiero al manifesto di Ventotene, a quella utopia concreta degli Stati Uniti d'Europa che Altiero Spinelli e tanti altri hanno animato, che deve essere ancora il nostro faro in questo frangente. Noi siamo per un'Europa sociale, un'Europa dei diritti, che valorizzi il ruolo del welfare state, dello Stato sociale, che è il contributo specifico di civiltà che l'Europa ha offerto al mondo in economia e non solo, che limiti e non esalti le disuguaglianze sociali e le disuguaglianze nei diritti, che faccia una politica di pace e di cooperazione tra i popoli. E invece vediamo che quel poco di Europa sociale che viene sancito dal diritto comunitario ci vede ultimi nel rispetto delle norme su questioni come il respingimento degli chiedenti asilo, i diritti minimi dei cittadini
incarcerati le misure per la protezione dell'ambiente. Siamo il primo paese quanto a numero di violazioni delle normative comunitarie e ci poniamo invece il problema di fare diligentemente i compiti a casa, quando a dare i compiti a casa non è il Parlamento europeo, non sono le leggi europee, ma sono i governi dei paesi europei egemonizzati dalla Merkel e le istituzioni garanti del neoliberismo come la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale. Il terreno di battaglia contro il neoliberismo oggi è soprattutto quello europeo e per questo le prossime elezioni europee rivestono un ruolo fondamentale anche per i destini personali degli uomini e delle donne di questo Paese. Ed è bene che noi ci arriviamo attrezzati ad una competizione dura, che speriamo non sia almeno viziata da giochi un poco limpidi dell'ultima ora. Penso al 2009, quando con un'operazione bipartisan di larghe intese ate litteram si cercò di uccidere nella culla il progetto che poi diventò SEL, introducendo la storia di sbarramento al 4% poco prima della chiusura delle liste per il voto. Per questo è utile la campagna La strada giusta, preparata dal coordinamento nazionale e che è uno strumento per accompagnarci in questi mesi di attività. Un riassunto delle proposte principali le trovate nella cartellina e servono per la nostra attività politica, servono per unire al ragionamento del documento politico consensuale anche proposte operative, servono a far sì che noi appunto ci accingiamo a questo appuntamento con spirito costruttivo. Noi dobbiamo preparare le prossime elezioni europee con spirito aperto, cercando di dare massima rappresentanza a quell'idea di un'Europa diversa che riteniamo indispensabile per salvare il progetto di costruzione europea. Crediamo che la nostra collocazione europea sia nell'ambito della famiglia socialista. Vanno certamente ascoltate le riserve su questo punto di una parte delle sensibilità più ecologiste presenti nel nostro movimento. Così come è una verità che nel socialismo europeo vi siano ampie zone di subalternità al pensiero unico che non possono certamente trovarci completi. E però è quello l'ambito largo della sinistra europea nel quale SEL può anche cercare di svolgere una funzione positiva portandovi nuovi stimoli e nuove idee e cercando di tenere aperto un dialogo tra le tre formazioni della sinistra europea, i Verdi, la sinistra e il Partito Socialista. In Italia la legge di stabilità del governo si muove tutta all'interno della logica di ristrettezza economica imposta dalla visione austerica e i tentativi di marketing non possono nascondere la realtà di un intervento fiscale miserrimo a vantaggio dei lavoratori, che non ripaga dell'IVA aumentata a ottobre né dei tagli sulle detrazioni fiscali e che certamente verrà fagocitato dall'aumento della fiscalità locale, obbligato dalla situazione di strozzatura economica nella quale si continuano a tenere i comuni. L'unica deviazione dalla linea dei compiti a casa è quella dovuta alla volontà di questo governo di realizzare le promesse elettorali berlusconiane sull'IMU, che ha fatto sì che pure la Commissione europea abbia bocciato la legge. Non si intravede invece nessuna misura di redistribuzione che chieda alle pensioni d'oro e ai grandi patrimoni di contribuire sostanzialmente al difficile momento del Paese. E anche si impoveriscono direttamente i lavori pubblici, si taglia sulla sanità, si creano ostacoli all'occupazione attraverso l'inasprimento del turnover, si colpisce il potere di acquisto dei pensionati. In questa legge di stabilità il lavoro non è al centro, come pure era stato annunciato, ma è messo sotto, schiacciato dalle logiche ragionieristiche che non tengono in alcun conto la vita reale delle persone e dal veto incrociato di forze politiche innaturalmente unite in un governo il cui unico scopo è chiaramente la salvezza non del Paese ma di se stesso e la sua perpetuazione al di là di tutte le contingenze economiche e politiche. Quando invece la realtà di ogni giorno, guardiamo da ultimo il caso Electrolux che ci tocca da vicino, ci pone davanti tutta l'urgenza di avere un governo capace di assumere su di sé l'onere di indicare una via e di metterci del proprio, affinché la parte pubblica non assista impotente alle dinamiche di mercato lasciate alla pura logica del massimo profitto, ma diventi protagonista di una nuova fase di intervento in economia, che ridia al nostro Paese una politica industriale e lo faccia in maniera innovativa all'insegna della sostenibilità sociale e ambientale.
Noi chiediamo un cambio di passo radicale. Le nostre proposte sono note e non mi dilungo più di tanto a illustrarle. La patrimoniale sui grandi patrimoni, la progressività dell'imposizione fiscale, la riconversione ecologica dell'economia con un New Deal verde, un nuovo intervento pubblico in economia, un taglio drastico alle spese militari e alle spese di armamento, tagliare le grandi opere inutili, utilizzare quei soldi per la messa in sicurezza del territorio come prima e urgente opera pubblica, fare manutenzione del patrimonio scolastico e dell'immenso patrimonio artistico e culturale, tutelare i beni comuni contro le privatizzazioni selvagge. Venerdì scorso c'è stata la presentazione a Roma della controfinanziaria che le associazioni raccolte attorno alla campagna Sbilanciamoci da anni presentano, per dimostrare che un'altra politica economica è possibile ed è praticabile. E a questo proposito io credo che dobbiamo essere orgogliosi di avere eletto nel nostro collegio elettorale Giulio Marcon, che da anni è l'animatore di questa esperienza importantissima di aggregazione e di proposta economica alternativa. Secondo la controfinanziaria di Sbilanciamoci, applicando una patrimoniale, una tassazione sui capitali scudati e un'imposta maggiore sulle transazioni finanziarie, sarebbe possibile fare una sperimentazione sul reddito minimo garantito, avviare un piano del lavoro e di investimenti in istruzione e ricerca con una manovra di 26 miliardi all'insegna della giustizia sociale. Credo che dobbiamo trovare le forme per far conoscere e diffondere la qualità di queste proposte di controfinanziaria anche nel nostro territorio. E l'altro elemento è che quando qualche mese fa la coalizione di centrosinistra si candidava a governare il Paese, la CGIL nella sua conferenza programmatica ha proposto un contributo fondamentale, il piano per il lavoro, largamente consonante con quanto andiamo appunto dicendo da anni. Il tema fondamentale è quello di un nuovo intervento pubblico in economia, perché l'idea che il mercato lasciato a se stesso sistemi le cose è una fanfaluca antichissima e ideologica che ha prodotto purtroppo la situazione attuale. Da qui dobbiamo ripartire, ridare centralità al tema del lavoro. Sempre in cartellina trovate un documento che vuole avviare un'attenzione su questo tema a livello regionale. È un contributo realizzato dal compagno Mirko Gozzoni di Rovigo, che verrà all'attenzione anche del prossimo appuntamento regionale e che è appunto un avvio di discussione. Breve parentesi, in cartellina non trovate una serie di lavorazioni che pertengono all'urbanistica, alla sanità, ai piano rifiuti, che diamo per acquisite, diciamo, alla conoscenza dei compagni, perché sono state frutto di iniziative e di ragionamento nei mesi precedenti. Qui trovate solo questa cosa qui che guarda in avanti, diciamo, rispetto al lavoro da fare. Dobbiamo portare avanti la nostra proposta di reddito minimo garantito. Sul reddito minimo il governo pare voler prendere un po' in giro gli italiani, è stato annunciato come contenuto del maxi emendamento, poi smentito, poi pare che in realtà l'ipotesi del governo fosse quella di un contributo di tipo assistenziale alle famiglie, non agli individui in difficoltà. La nostra è invece una proposta seria e articolata, non è una proposta che vuole rappresentare un tentativo di risposta rispetto a una situazione sempre più drammatica. Il 40%, si diceva prima, di disoccupazione giovanile, precarietà sempre più diffusa, povertà dilagante. A rischio che diventi miseria, come diceva appena ieri Angeletti, non conosceremo solo la povertà, ma tra poco conosceremo la vera e propria miseria. Bisogna apprezzare il nostro stato sociale rispetto a una situazione che non è di crisi passeggera, ma diventa ormai crisi strutturale e duratura. Noi lavoriamo ovviamente con l'obiettivo della piena e buona occupazione, ma se oggi siamo così lontani e anzi andiamo in direzione opposta rispetto a quell'obiettivo, dobbiamo prenderne atto e pensare a forme di reddito non collegate direttamente al lavoro. Sulla nostra proposta di legge abbiamo raccolto le firme un anno fa. È stata presentata ufficialmente in Parlamento dal nostro gruppo parlamentare. È una proposta che ha bisogno di un confronto, di un dibattito, non è una proposta scontata e ha un carattere innovativo che deve portarci anche su questo a uno sforzo di elaborazione e di comprensione e di innovazione. E credo che dovremmo riprendere su questo l'iniziativa, anche perché vedete che altrimenti intervengono proposte
diciamo così, demagogiche di 1.000 euro e quant'altro, insomma, che tendono a, come dire, far buttare anche il bambino con l'acqua sporca, presentando in maniera distolta proposte che invece hanno una loro sostenibilità e una loro urgenza. Uno dei frutti perniciosi della stagione delle larghe intese è anche quello della larga manomissione della Costituzione. La modifica dell'articolo 138, penso che sappiate di cosa si tratta, è infatti funzionale alla creazione di un meccanismo che consenta alla maggioranza anomala che abbiamo vissuto in questi anni di non avere troppi intralci nell'opera di stravolgimento della Costituzione. Si vuole fare una commissione di saggi che rappresenta la versione più raffinata dei raduni nella baita di Lorenzano, dove tra una graspa e altre cose nacque la proposta di devolution e presidenzialismo che fu poi bocciata dal referendum confermativo. Pare per fortuna che la fuoriuscita di Forza Italia e la creazione di una nuova maggioranza che non ha più i numeri per far passare le modifiche con i 2/3 del voto alle Camere comporti l'abbandono del progetto di trasformazione della nostra Repubblica in una Repubblica presidenziale. È il caso di dire che non tutti i Silvio vengono per nuocere in questo caso. E direi che anche non tutti i Matteo vengono per nuocere, perché se è vero che oggi su Repubblica Matteo Renzi seppellisce la riforma del 138 e ridicolizza giustamente le commissioni dei saggi che si stavano moltiplicando in questo Paese. Se Renzi manterrà la sua posizione anche dopo l'8 dicembre è una cosa buona e giusta che potrà darci una mano. Ci si potrà forse allora occupare finalmente della legge elettorale, il vero scandalo da risolvere, per avere uno strumento più efficiente e più democratico per poter tornare al voto e far pronunciare l'elettorato. E si potrà riprendere una dimensione di ragionamento sulla Costituzione dentro i confini del 138, che è quanto chiedeva sia l'ANPI sia la manifestazione del 12 ottobre, per poter fare quelle riforme condivise che non hanno bisogno di meccanismi eccezionali per essere messe in pratica. La grande manifestazione del 12 ottobre ha dimostrato quanto ampia sia e quante buone ragioni abbia quella parte del Paese che non intende dismettere la propria Costituzione, ma anzi si pone il tema e l'obiettivo di realizzarla, di farla vivere attraverso le scelte concrete e le leggi di questo Paese. Noi dobbiamo guardare in maniera critica al processo di riforma delle istituzioni avvenuto in questi anni e a quelli in corso d'opera. L'idea che la crisi di credibilità della politica e l'insofferenza nei confronti dei comportamenti della cosiddetta casta potesse placarsi dando in pasto all'opinione pubblica, ad esempio, il taglio dei consiglieri comunali, è stato un delirio insensato e inutile. Che cosa abbiamo guadagnato come Paese ad aver tagliato 26.000 consiglieri comunali? Niente in termini economici, niente in termini democratici. Eppure si vuole continuare così, su questa strada, rendendo le province non più enti elettivi ma governati da personale nominato, o invocando il taglio delle spese della politica per giustificare a volte fusione tra comuni dalle motivazioni alquanto incerte. Noi siamo di fronte da tempo a un tentativo di svuotamento degli istituti della democrazia. Il perché lo hanno spiegato i consulenti di JP Morgan, quando hanno scritto nero su bianco che le Costituzioni del Sud Europa hanno un'impronta socialista e vanno perciò cambiate, perché contengono troppi diritti per i lavoratori, troppa libertà di espressione, rendendo così difficile l'attuazione di quei programmi neoliberisti che tanto stanno a cuore alle grandi banche, alle grandi istituzioni della finanza. Laddove si indeboliscono gli istituti della democrazia, è inevitabile che si rafforzino gli istituti che si legittimano da sé per il proprio potere economico e finanziario. Questo ci parla anche di alcuni progetti di ingegneria istituzionale che vanno per la maggiore in questo momento fra le classi dirigenti locali. Prendiamo il progetto della Patreve, cioè l'idea che la costituenda città metropolitana di Venezia dovrebbe estendere il suo territorio alle province di Padova e di Treviso. Il tipo di governance della nuova città metropolitana che si propone esclude l'elezione diretta degli amministratori di questa nuova istituzione. Sarebbe automaticamente il sindaco di Venezia.
ma ci pare che la costituzione di un governo della città metropolitana che decida sull'uso del territorio, sui servizi pubblici, scuole e quant'altro, sulle infrastrutture, sui trasporti e sullo sviluppo economico di ben 3 province non possa non avere una legittimazione democratica diretta attraverso elezioni e non attraverso la nomina indiretta da parte dei sindaci che sono eletti per altre funzioni, su altri programmi elettorali e con sistemi elettorali e dunque livelli di rappresentatività non omogenei tra di loro. Inoltre la delimitazione territoriale della cosiddetta Patrere, secondo quanto si capisce, dovrebbe coincidere con il territorio attuale delle 3 province e quindi si tratterebbe di una delimitazione in base agli attuali confini amministrativi. E non si intende come questo sia coerente con l'idea di un governo unitario di un'area oggettivamente metropolitana, dato che se così fosse si dovrebbero individuare criteri oggettivi oppure lasciare alla libera scelta dei comuni se aderire o meno al nuovo ente. È piuttosto evidente che l'idea di governo metropolitano dovrebbe nascere invece dalle esigenze indotte dai processi di conurbazione attorno a città che diventano centrali e non dall'intenzione di sostituire a dei governi locali eletti un nuovo governo non eletto, e appunto perché non eletto più sensibile a chi si legittima da sé per il proprio potere economico e finanziario. Noi intendiamo alimentare l'illusione che dalla riforma degli enti locali vengano le risorse per tirarci fuori dalla crisi in cui siamo, perché riteniamo che non corrisponda alla realtà dei fatti. Anche per questo non ci persuadono operazioni di fusione tra i comuni che paiono frettolose e scarsamente motivate, fatte forse per seguire la moda del momento ma destinate a produrre nuovi problemi per risolverli. Meccanismi di accorpamento dei servizi delle piccole realtà comunali sono obbligatori entro fine anno. Esistono poi diversi gradi possibili di unione tra enti locali che possono essere perseguiti, come si fa ora, sulla base a volte dell'indirizzo dei sindaci del momento, della loro simpatia o meno col sindaco confinante, oppure sulla base di un disegno generale di riordino, che questo sì può produrre risultati significativi. Vuol dire, ad esempio, che si può considerare come nel territorio provinciale vi sono dei poli di attrazione precisi e definiti, poli scolastici, poli ospedalieri, poli produttivi e commerciali, e sono localizzati nelle medie cittadine che fanno da punto di riferimento dei rispettivi comprensori o mandamenti. Allora forse ragionare di un rafforzamento della dimensione del capoluogo, evitando che i comuni della cintura si frazionino in fantasiose fusioni, e trovare le forme per strutturare un ragionamento per bandamenti, il Vittoriese, la Castellana, il Coneglianese, il Montebellunese, non sarebbe un esercizio inutile e invece secondo noi una cosa proficua su cui applicarsi nei prossimi mesi. Un tema che secondo noi risulta poco presente nelle nostre elaborazioni, ma dovremmo porre all'attenzione prima di tutto di noi stessi, è quello della democrazia dell'informazione, che è un altro aspetto della crisi della democrazia che si diceva prima. Oggi l'apparato mediatico è una delle articolazioni dei poteri dominanti. Il conflitto di interesse non è purtroppo una esclusiva di una sola persona, ma è un costume nazionale. L'informazione privata è nelle mani di potentati economici e finanziari che perseguono per lo più interessi di altra natura. L'informazione delle reti televisive pubbliche è scandalosamente organica e a disposizione della maggioranza di larghi intesi. La nostra voce è sistematicamente tagliata, occultata, ridimensionata. Avremo molto da dire anche sulla stampa locale e su come interpreta il proprio ruolo. Ora che abbiamo finalmente, direi, una rappresentanza parlamentare, dovremmo affrontare la qualità del servizio pubblico che la RAI offre alla democrazia di questo Paese. Perché mi chiedo se è possibile che Berlusconi lascia il Parlamento, ma si intravede ancora un momento nel quale Bruno Vespa smetta finalmente di essere il maggior interprete e divulgatore della politica italiana a reti comunicate. Un altro tema che a mio avviso
compare poco nelle nostre elaborazioni, mi riferisco anche al documento, e che dovremmo invece porre all'attenzione nostra è quella del sistema previdenziale, su cui si discute troppo poco rispetto all'importanza che in realtà riveste. Si tratta di un patto generazionale e di un meccanismo di distribuzione delle risorse potentissimo, che però è stato piegato dentro una logica finanziaria e idealista per farlo diventare un motore di giustizia sociale, anziché di redistribuzione. Il contributivo che oggi viene imbracciato come portatore di equità, tanto hai pagato dei contributi, tanto avrai di pensione, in realtà non fa che amplificare le disuguaglianze sul lavoro, riportandole anche nella fase di quiescenza, e mistifica i termini reali di un sistema che rimane comunque a ripartizione, cioè nel quale i lavoratori attivi pagano la pensione a quelli che appunto non sono più attivi. Se un lavoratore è ricco avrà una pensione ricca, mentre un lavoratore precario e sottopagato avrà in prospettiva una pensione da fame oppure non avrà alcuna pensione pubblica. Questa non è equità, ma è il suo contrario. Se il sistema previdenziale pubblico deve assumere la logica di funzionamento di un sistema privato, tanto vale smantellarlo e lasciare il campo libero ai privati. Il sistema presidenziale è inoltre uno dei fattori di aggravamento della crisi. La riforma Fornero, per poter avere i numeri da sbandierare in termini di proiezione di risparmi nel corso degli anni sul bilancio pubblico statale, costringe i lavoratori occupati a stare più a lungo al lavoro e a liberare il posto più tardi, aggravando la disoccupazione giovanile già di per sé abbastanza grave. E i continui tagli all'indicizzazione delle pensioni, tagliando il potere di acquisto dei pensionati, riduce la domanda interna di beni e servizi, aggravando nuovamente la crisi. L'altro giorno Berlusconi ha lasciato il Parlamento, suo malgrado. Personalmente non sono uscito a festeggiare, a differenza di 2 anni fa, quando diede le dimissioni al Quirinale e ci furono un po' di cittadini che festeggiarono sotto quel palazzo interpretando l'animo di molti di noi. Credo che sia un bene che Berlusconi lasci le stanze di potere, però mi preoccupano quelli che ancora ci stanno in quelle stanze. E d'altra parte mi pare che siamo di fronte a un'esplosione di berlusconismo per i quali i berlusconiani stanno ora sia nell'opposizione che nel governo. Nelle stesse ore nelle quali il Senato sanciva la decadenza di Berlusconi, il governo approvava un decreto per mantenere le promesse elettorali di Berlusconi, eliminando l'IMU per tutti i possessori di prima casa, ricchi o poveri che siano. C'è quindi ancora da lavorare perché il berlusconismo e tutto ciò che ha rappresentato esca definitivamente da quelle stanze e non si ripresenti invece sotto altre spoglie, e qui il nostro partito può servire a qualcosa. SEL ha il compito storico, direi, di custodire e offrire un luogo di vitalità, di radiazione e di contaminazione alle varie tradizioni del pensiero critico che hanno arricchito nel corso degli ultimi decenni e nel corso del secolo scorso la tradizione antica del movimento operaio socialista e comunista. Penso al pensiero ecologista, al movimento femminista, al pensiero della differenza, al movimento altre globalista, ai vari movimenti per i diritti civili, resistendo alla compressione che la marea del pensiero unico dominante esercita contro la libertà di pensiero e contro le posizioni politiche non omologate al sistema delle larghe intese. E con una doppia avvertenza: non avere mai pretese di verità assoluta e coltivare sempre il benefico esercizio del dubbio e della ricerca continua, della disponibilità incessante al dialogo costruttivo. E soprattutto questo esercizio di custodia ha senso se riesce a produrre una cultura di governo innovativa, una cultura della trasformazione, un riformismo radicale. Il pensiero critico va indirizzato alla costruzione di visioni alternative sulle basi delle quali il SEL deve saper produrre un proprio punto di vista autonomo e un proprio programma di governo. Noi dobbiamo coltivare la nostra autonomia e misurare con il metro delle nostre proposte e dei nostri obiettivi la vicinanza o la lontananza con gli altri soggetti politici. Non invece misurare o modificare le nostre posizioni per accorciare o allungare la distanza con altri soggetti politici.
Sui rapporti con il maggior partito del centro-sinistra è chiaro che siamo alla vigilia di un appuntamento importante per quel partito, per il PD, al quale guardiamo con interesse, ma ovviamente dall'esterno, la discussione che precede le primarie per la scelta del leader del PD. Primarie dalle quali non ci sentiamo interpellati per una nostra esposizione a favore dell'uno o dell'altro, ovviamente. Anche perché ci pare che manchino elementi di linearità delle posizioni. Sentiamo discorsi che alludono a posizioni di sinistra terminate con la difesa poco critica dell'attuale sistema di governo di larghe intese, cioè con la negazione pratica di politiche di sinistra. E invece amicamente alle posizioni della destra o del centrodestra, che portano però a chiedere la fine dell'esperienza di governo in alleanza con il centrodestra. E in questa confusione a noi sta a cuore che non si prendano in giro i cittadini, con promesse e parole belle, ma con comportamenti da larghe intese che quelle parole rendono subito vane e vuote. Il centro-sinistra ha già dato fin troppo alla logica dell'accordo con la destra. Il governo Monti ha impoverito gli italiani, non ha risolto alcun problema del paese e con le riforme sul lavoro e sulle pensioni lo ha reso pure più ingiusto. Il governo Monti porta pure una parte di responsabilità nella sconfitta di fatto della coalizione Italia Bene Comune alle ultime elezioni politiche. Ci siamo infatti presentati all'elettorato con la velata promessa di essere in qualche modo la continuazione di fatto del montismo, privato di alcune asprezze e con un po' più di stile, ma in sostanziale continuità con quella impostazione di governo. Evidentemente avendo bevuti, forse per buoni sondaggi patacca, che davano alle stelle la popolarità dell'ex settore della Bocconi. E invece la sofferenza del paese era totale rispetto alle cure crudeli quanto inutili alle quali il governo Monti ci ha sottoposto. Il fallimento di quell'esperienza, la scelta di fare l'accordo con Berlusconi poi per la nascita del governo Letta fanno sì che oggi non esista a livello nazionale una coalizione di centro-sinistra. Noi crediamo che si debbano ricercare quindi i modi per la costruzione di una nuova aggregazione di centro-sinistra che si proponga davvero questa volta come coalizione di cambiamento e di trasformazione, perché di questo c'è assoluto bisogno prima per il Paese che per noi. È un lavoro da fare non scontato e con profonde difficoltà da affrontare, e sul quale un aiuto può venire dal livello locale, dove è più agevole trovare le forme per condividere progetti di cambiamento. Noi su questo veniamo dalla bella vittoria delle comunali di Treviso, per le quali si è riuscito a costruire un'alleanza larga sulla base di una volontà di rottura e di cambiamento rispetto al lungo regime leghista. Oggi abbiamo quindi un gruppo consiliare innovativo e di rottura anche nelle persone, con Preti Gozza e con il compagno Said Shaibi, e abbiamo un valido assessore in giunta, la compagna Cavino, che portano avanti il cambiamento. Lo si è visto venerdì quando il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per concedere la cittadinanza onoraria ai figli di stranieri nati a Treviso. Qui ci sta la parola. Con le difficoltà che sappiamo, con le bonifiche che bisogna avviare e portare avanti, in un contesto come quello trevigiano nel quale è forte la destra degli interessi e degli affari ed è purtroppo presente la destra becera e fascista, per troppi anni coccolata dall'anziano sceriffo. Il prossimo anno avremo un importante turno amministrativo, dove le due maggiori realtà che vanno al voto, Vittorio Veneto e Mogliano, rappresentano sfide importanti, in territori con una tradizione forte di governi progressisti, dove l'obbligo è mandare via i governi della Lega. Dobbiamo richiudere, questa epidemia che ha colpito il nostro territorio, questa espansione incontrollata della peste leghista, come la chiamava Zanzotto. E per questo è importante che si abbia la consapevolezza dell'altezza della sfida, che si possano trovare delle ragioni dell'unità, cosa che non sempre purtroppo è accaduta negli ultimi anni, nelle ultime elezioni amministrative. Io sono fiducioso che si possa riuscire il prossimo anno a sconfiggere la Lega e a trovare appunto su questo la possibilità di un'intesa larga e proficua, anzitutto a partire dal Partito Democratico. Credo
che i tempi siano maturi perché da questo congresso SEL esca come un partito o movimento maggiormente spersonalizzato rispetto alla sua più breve storia. Nessun disconoscimento del ruolo e delle capacità di Vendola, ma la consapevolezza di ciò che noi non vogliamo essere e di ciò al quale non vogliamo assolutamente nemmeno assomigliare. Vendola è in queste settimane oggetto della ennesima campagna di stampa contro la sua esperienza di presidente di regione. Ed è chiaro che un leader politico che assomma una così rilevante funzione di governo è esposto a una serie di rischi polemici estranei a altri leader di partito dediti solo all'attività politica. Siamo fiduciosi che il corso del processo chiarirà l'estraneità di Vendola rispetto alle accuse che gli vengono mosse sul caso dell'Ilva, come già successo per altri casi. E siamo altresì convinti che scampoli di una telefonata intercettata non possano sostituire né cancellare anni di storia politica e di storia amministrativa che testimoniano il tenace operare di Vendola a favore della conciliazione delle ragioni dell'ambiente e della salute con quelle del lavoro, nel contesto complicatissimo della più grande fabbrica d'Italia, qual è l'Ilva di Taranto. E d'altro canto è vero che SEL non può pensare di esaurirsi in un collegio di difesa del proprio leader. Siamo chiamati ad altre urgenze e ad altri compiti, sanciti anzitutto dai 3 sostantivi che campeggiano nel nostro simbolo e che costituiscono la nostra denominazione. L'altro richiamo che il simbolo contiene, al nome del nostro Presidente, pensiamo possa anche lasciare il passo a altre soluzioni grafiche, come del resto già più volte annunciato dallo stesso Vendola. Per venire, spero, alla conclusione, che al nostro territorio la crisi economica e occupazionale colpisce pesantemente anche la nostra provincia. Dal 2008 sono stati persi 26.625 posti di lavoro, soprattutto nel settore manifatturiero, la cui prevalenza caratterizza la nostra provincia rispetto alle altre del Veneto. È significativo il dato che il manifatturiero soffre meno del calo della domanda esterna e invece registra un forte e continuo calo della domanda interna, perché siamo dentro la crisi generale del Paese e ne subiamo le conseguenze. L'impoverimento generale del Paese genera anche stagnazione della domanda interna. Noi che riteniamo che la crisi non sia un fenomeno naturale, ma la conseguenza di una serie di scelte, e che la politica debba recuperare un ruolo di direzione dei processi generali di una comunità, dobbiamo chiederci anche quale sia il soggetto titolato a proporre e praticare una politica anticrisi per la Marca Trevigiana. In questi anni è stata la provincia a assumere questo ruolo, dapprima con il piano strategico lanciato da Zaia, l'unica provincia a adottare la pianificazione strategica, che era una moda di allora che interessava per lo più le città e i capoluoghi. E qui è significativo questo fatto per testimoniare quanto in questi anni di leghismo la provincia abbia svolto il ruolo che in altri contesti svolge la città capoluogo. Ma una città capoluogo retta da una classe politica di quella dimensione e di quell'apertura mentale è chiaro che non poteva essere all'altezza del compito. Poi quel piano di Zaia lo abbiamo avversato e criticato per la sua evidente torsione propagandistica, la sua verbosità vagamente progressista che nascondeva il poco di concreto e il molto di strategia di comunicazione nel quale si sostanziava l'operazione. Ma non c'è dubbio che l'operazione in sé di riunire i soggetti sociali e istituzionali nella definizione di una strategia complessiva per il territorio sia una cosa potenzialmente utile, soprattutto se non serve a sopire la naturale conflittualità che deve attraversare la discussione tra chi è portatore di interessi diversi, ma a trovare denominatori comuni di azione condivisa e a ritrovare una funzione e una utilità alle istituzioni democratiche. La provincia oggi ha ripreso in parte quel ruolo e messo assieme le forze sociali per avanzare una serie di proposte al governo. Nella definizione di quelle proposte il nostro gruppo consigliare ha potuto far inserire dei punti importanti sulle spese militari, da tagliare ovviamente,
e i contratti di solidarietà da incentivare, grazie al lavoro prezioso che in questa, come in altre occasioni, ha saputo svolgere pur in solitudine il nostro capogruppo Luigi Amendola. Ora quel luogo democratico e rappresentativo, la provincia, lo si vuol chiudere. Il punto su cui interrogarsi allora è anche quali saranno i luoghi dove discutere, programmare, decidere gli interventi delle amministrazioni pubbliche a favore della comunità larga della provincia. I convegni di un'industria, i cenacoli fra banchieri non ci paiono buone soluzioni. La crisi va affrontata e va contrastata e non utilizzata come alibi per distruggere il territorio, alibi per allentare i controlli sulla sicurezza, alibi per fare strame ai diritti dei lavoratori, alibi per non pagare le tasse, per avallare condotte anche illegali. Pensiamo ai due grandi progetti di consumo del territorio, Barcon e Ikea, che sono stati anche i due rischi più grossi che ha corso il territorio nel corso degli ultimi anni. Due progetti assimilabili per almeno due ragioni. Per il fatto di fondarsi su un iter di deroga rispetto alla pianificazione degli enti preposti, così come anche nei casi più eclatanti, forse come Veneto City, lo stesso percorso di deroga. In secondo luogo, per basare la loro utilità economica sul meccanismo della rendita fondiaria, cioè la trasformazione di area agricola in area produttiva e commerciale, con una immediata estrazione di profitto e una trasformazione perpetua del territorio. Dal nostro punto di vista, le previsioni del piano urbanistico provinciali, secondo le quali nuovi insediamenti commerciali devono essere insediati solo in aree produttive dismesse, ci pareva che avessero la loro evidente validità nell'evitare l'ulteriore consumo dei suoli. Questo è stato il primo caso, quello di Barcon e Ikea, nel quale la provincia era chiamata a applicare il piano urbanistico, che tra l'altro aveva ricevuto anche il nostro voto favorevole. A quella prova la Giunta Mularo ha infatti portato in Consiglio una proposta di deroga, motivata con l'emergenza occupazionale. Per fortuna sconfitta la Giunta nel voto del Consiglio provinciale. La crisi non deve quindi essere il pretesto per contrapporre e subordinare le ragioni del territorio e dell'ambiente, che sono alla fine anche le ragioni delle generazioni future, alle ragioni del lavoro, della ricaduta occupazionale immediata che viene invocata per scardinare la pianificazione pubblica e consentire il dispiegarsi della rendita fondiaria. Pensiamo ad esempio che il progetto Ikea prevede sì la creazione di 189 posti di lavoro nel nuovo negozio, ma anche di farne perdere 100 a altre attività già esistenti, per cui il saldo poi reale è molto maggiore di quanto viene propagandato come specchietto per le allodole. Noi viviamo in un tempo di crisi che è causato anche dal supplassamento della speculazione finanziaria sulla produzione e sul lavoro, nel quale i capitali possono riorientarsi verso la rendita fondiaria che dà sempre buoni frutti per loro signori, pessimi per tutti gli altri. Compito dell'ente pubblico non è incentivare nuovi utilizzi distorti e speculativi del denaro, ma creare le condizioni perché il profitto nasca dal lavoro e non dalle varianti urbanistiche, perché anche così si crea buona crescita e occupazione. Su questo ieri una importante manifestazione a Venezia ha detto molto e molto altro, e a noi pare che quella riuscita esperienza di unificazione delle lotte e delle avvertenze territoriali in un ragionamento complessivo su cosa sia oggi la pianificazione del Veneto, su cosa sia stato il sistema Galan di pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche, sia un tema che deve portare avanti e farlo diventare anche un elemento della propria elaborazione regionale, perché noi siamo di fronte a un modello, quello appunto del Veneto sotto Galan, che attraverso il project financing ha anche comportato elementi di illegalità che speriamo vengano portati ancora più alla luce da parte della magistratura. Noi viviamo in un'epoca di post-democrazia, nel quale l'economia, nella sua forma peggiore e degenerata di capitalismo finanziario, ha surclassato la politica quella vera che si accompagna alla democrazia.
Dal lato di ciò che resta della politica il paesaggio è sconfortante, è l'irrilevanza reale della classe politica che la spinge a perdere tempo dietro belleghe, e questo è un cime di scarso rilievo per la vita reale delle persone in carne e ossa, e che spinge e permette ai politici in auge di diventare animali da talk show, abitatori di studi televisivi più che di luoghi deputati alla rappresentanza, tantomeno luoghi di lavoro o di studio o di vita. La crisi della rappresentanza è un dato di fatto che riguarda noi, riguarda i partiti, come anche le associazioni di categoria e i sindacati. La consapevolezza di questa difficoltà deve spingerci comunque a rifuggire da scorciatoie. Non ci si può rifugiare dietro un orgoglio cieco di partito o di partitino, che faccia finta di non avvertire la che tira e si trinceri dietro ritualità del passato, immaginando che si possa ricostruire oggi il senso e la funzione di un partito nei termini novecenteschi che molti di noi hanno conosciuto e praticato. E d'altro canto non si può inseguire e assecondare la liquidità della società contemporanea liquefacendo quel po' di aggregazione che stiamo costruendo, all'insegna di una totale immersione nel sociale o di elucubrazioni su nuove forme di organizzazione che in realtà sono forme di non organizzazioni che lasciano il posto solo al potere di pochissimi vertici. Noi veniamo come partito da una lunga cavalcata di impegni, di appuntamenti, di elezioni, mesi e mesi che ci hanno visto impegnati anche in esperimenti fantasiosi e bizzarri come le parlamentari di Capodanno, nella quale abbiamo profuso delle energie che erano forse anche superiori alle nostre realtà, alle nostre dimensioni organizzative. Oggi ci aspettano nuovi appuntamenti e il tempo della calma riflessione forse non verrà mai, insomma, la politica non avrà più questi tempi, queste possibilità di ragionamento, ma il progresso serve anche a definire un po' cosa vogliamo essere, a cosa vogliamo servire, e io credo che anzitutto questo è il tema che dobbiamo affrontare. Se serve Sinistra Ecologia e Libertà, non tanto a noi a confermare le nostre biografie o a trovarci un luogo in cui passare del tempo, ma se serve al paese in carne e ossa vivo che c'è fuori di noi e anche dentro di noi. E io credo che, per quanto ho detto prima e per le tante cose che non ho detto ma che vorrei dire sulla sanità, sui diritti, su tutte quelle cose che oggi pare che la politica non debba affrontare perché il problema è solo l'economia, sono solo le larghe intese e il debito pubblico, dovremmo aprire il capitolo della laicità. È possibile espungere totalmente il tema dei diritti per anni e anni all'insegna dell'Europa, quell'Europa che ci vede ultimi su tutti i temi dei diritti. È possibile non parlare con il nostro paradigma in continuazione dell'immo della Chiesa Cattolica. Io penso che dovremmo riprendere una serie di ragionamenti e di questioni e che il nostro compito sia quello di porre le questioni, sapendo che le possibilità nostre dipendono soprattutto da noi stessi, da quanto riusciamo a essere convinti di quello che facciamo, dall'entusiasmo che vogliamo metterci e anche dal tipo di movimento che vogliamo creare. Io, per la mia esperienza di questi anni, di cui mi sento di ringraziare tutti i compagni per aver consentito che si realizzasse, credo che noi dobbiamo recuperare quanto possibile un senso della comunità di Sinistra Ecologia e Libertà. Ma lo dico non nel senso di essere una comunità chiusa che quindi conferma in continuazione le proprie convinzioni e si autoesalta nelle proprie riunioni, ma una comunità solidale che cerca di praticare al suo interno quel sistema che noi vogliamo venga esportato in tutta la società di solidarietà fra le classi sociali, le generazioni e quant'altro. Io credo che questo debba essere il cimento più grande che noi abbiamo di fronte, riuscire a fare di Sinistra Ecologia e Libertà una casa accogliente per noi, che ci stiamo, per chi fuori vuole avere qualche luogo in cui trovare una dimensione di speranza, per chi non sa della nostra esistenza, non lo saprà mai, non ci voterà, ma potrà avere dalla nostra azione anche qualche beneficio, anche piccolo, materiale, per uscire in qualche maniera più forti e più convinti da questa crisi. Ecco, e per terminare davvero su questo
Noi abbiamo, come Ciclo di Vittorio, abbiamo commemorato pochi giorni fa un compagno che è scomparso un anno fa, che si chiamava Isidoro Rosolè. Rosolè è stata una figura straordinaria, è un prete operaio, un prete sospeso perché troppo di sinistra, perché faceva le lotte per i lavoratori, perché si candidò con Democrazia Proletaria. Ebbe una storia travagliata, importante, insomma, stava dentro il crogiolo, insomma, fervente degli anni 70, ebbe una risonanza sul suo caso anche sui giornali esteri, eccetera. Insomma. Chi l'ha conosciuto come noi negli ultimi anni ha conosciuto un uomo mite, un compagno disponibile, mai a rivestire posti di responsabilità, ma a fare i banchetti, a lavorare alle feste di vita, sempre con la disponibilità, il sorriso, eccetera. E tutti lo conoscevano per persona semplice e disposta appunto a dare una mano in ogni occasione. Pochi sapevano quanto importante fosse quella storia che stava dietro quel personaggio. Noi abbiamo fatto un incontro pubblico, una pubblicazione, vedremo di fare un vero e proprio libro per raccontare quanto importante era quella storia. Ecco, io non ostentare la nostra storia, il nostro carico, insomma, il nostro patrimonio, ma essere sempre disponibili col sorriso a dare una mano, perché in questo paese c'è bisogno ancora di noi.